cercheremo di scoprire poi più avanti il perché magari di questa scelta del nome e di altre cose, però mi hanno espressamente richiesto di poter fare i primi due pezzi, diciamo, in totale concentrazione, perché è la prima volta che sono chiaramente dal vivo, io li posso anche capire, quindi l'unica cosa che vi chiedo, visto che devo stare zitto, facciamogli un grande applauso. Programmi eccessivi, questi ormai nella notte, ormai nel niente. Drogami, 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 fino a quando sarò lucido. Drogami, 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 per entrare in un mondo più vuoto. Sali senza far rumore, vedi di non svegliare le bestie nel mio stomaco. Taglia, taglia piano, senti bene il mio tempo. Guardami come sto, drogami, 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 fino a quando sarò lucido. Drogami, 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 per entrare in un mondo più vuoto. Drogami, 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 se questa è l'unica notte. Drogami, 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 svuotami e riempimi di te.
fa procedere. Fa pentire, ora non ci riesco, non riesco più a credere. Solo un uomo che non ha più ragione di vita può sopportare di guidare con la penna conoscendo la strada. Schianta su di me, schianta su di me, senso della morte, schianta su di me, sono su me. Tu sai che la mia mano è stata tua libertà, ma forse gli altri crederanno, unendoci in mie braccia forse ti pregheranno. Canta su di me, canta su di me, senso della morte, canta su di me, sono su me. Su di me, canta su di me, senso della morte, canta su di me, sono su di me. Canta su di me, su di me, della morte, canta su di me, sono su di me. Del piacere della vita, del piacere della vita, del piacere della vita, del piacere della vita. Grazie. Buonasera. Oh, eccoli qua, gli Zagara finalmente. Dal vivo, diciamo, avete, come dire, rotto il ghiaccio questa sera qua al Salotto, se posso usare così a sproposito questo termine, no? Sì, prima volta. La prima volta che in qualche modo questi brani escono dalla saletta, insomma, dalla sala prove dove andate, e chiaramente perché avete in mente di fare qualcosa di più, fare un EP, di fare delle registrazioni. Ho sentito parlare addirittura di andare fuori Torino a registrare, ragazzi, fuori Torino, veramente. Sì, noi abbiamo un amico che ha finito di studiare ingegneria del suono e stava costruendo uno studio a Roma, e per cui abbiamo organizzato questa cosa, andare giù a Roma e fare una roba insieme, quindi un EP. Come no, mi sembra un'ottima idea. E questo come potremmo definirlo? Un filone, come dire, un psichedelico, un suono che è quasi stoner, com'è? Da che cosa vi ispirate? Beh, le ispirazioni dico io stavolta adesso. In generale ci ispiriamo dagli After Hours ai Queens of the Stone Age, più o meno il suono è quello, anche appunto di pezzi e di ascolti soprattutto. Verdena.
C'è anche. Allora, che brani abbiamo sentito? Possiamo sapere almeno i titoli dei primi due? Allora, il primo era Drogami e il secondo Succube. Succube. Adesso non so il terzo qual è, visto che siamo in streaming, se possiamo dirla. Il prossimo è New. Ah, New. È inglese, no? No, proprio New. New l'animale proprio. Vabbè, no, a volte, va bene. Allora, signore e signori, questi sono gli Zagara e questa è New, l'animale. La bestia. Oh, sotto pelle un brivido che smuove il mio cervello. Ho l'abitudine di perdere la strada, di perdere la strada. Tu che lo sai, lasci briciole per farti seguire. Ma so che hai paura di essere la sola a proseguire. Siete una mandria di New, noi stiamo un passo più su, voliamo via come Gru, non ci vedrete mai. Sola sulla luna, persa tra i crateri, importa solo la doppia immagine, cammini tra i tralicci, schivando nelle ombre, schivando nelle ombre, ed io che lo so, lascio lucciole per farti seguire. Io ho paura di essere solo a proseguire. Siete una maglia di New, stiamo un passo più su, vogliamo via come Gru, non ci vedrete mai, Ci vedete mai? non ci vedrete mai, Ci vedete mai? non ci vedrete mai. Ci vedete mai? Grazie. Zagara qui al salotto dalla Zenith Room del Lab, come potete vedere anche un gruppo che rispetta quasi una simmetria perfetta, col fatto che c'è il chitarrista a mancino, e questa è una roba che adesso vi siete appena, la prima volta che insomma vi godete un palco, vedete che andrà sempre meglio, perché
questa cosa è Ce le bellissima da studiamo, vedere, queste anche il cose. pubblico è una cosa straordinaria. Ecco, quindi questo era già un segno del destino. Avete già un titolo per questo EP? C'è qualche cosa che vi serve così come No, orizzonte? in realtà no, c'è soltanto No. l'idea di andarlo a registrare, i pezzi ci sono, poi vabbè, con le dovute selezioni, e il titolo ancora non l'abbiamo pensato. Questo Ci però manca. è grave come cosa, Diego. Tu parti sempre dal titolo, io so. Quasi se no. Diciamo, ognuno c'ha i suoi Si è metodi. tirato in adesso. causa subito. Magari se ti viene in mente un titolo, Ma qualcosa. il titolo verrà in quei giorni a Roma di sicuro. Ah, in quei dei giorni a Roma. 10 giorni, Mi sa 10 che- forse Ciao. ce ne... Figurati, verranno 6 titoli. Altro che titolo, lì verrà Potete altro poi che- scegliere tra di voi, no? Mi piace. È vero, ha ragione, anche secondo me che noi Veramente. sì, poi se in primavera saranno veramente dei giorni indimenticabili e anche lì vi aspettiamo poi, come dire, al ritorno, vediamo che titolo hanno scelto e che titoli si sono presi, diciamo, lì a Roma. Va bene, e a questo punto qualche brano volete salutarci, o meglio anche voi darci l'arrivederci, perché questa è la prima puntata del salotto, ma tutte cose nuove, quindi mi state facendo un bel regalo. Questo ultimo pezzo è l'ultimo che abbiamo scritto e si chiama Balla mia bimba meccanica. Balla mia bimba meccanica, perfetto. Non sciogli lingua. No, balla mia bimba meccanica, Zagara qui al salotto, facciamone un applauso, dai. Cosa vedrai, bambina mia, illuminata da un neon ora che è morto il sole? Vivrai in un mondo artificiale. Ai tuoi 20 anni ti regalerò occhi meccanici del colore che vuoi. Balla mia bimba meccanica, se esisterai. Forse posso risparmiartelo. Balla mia dolce metallica, che se non lo fai scorderai di essere umana. Camminerai a piedi nudi su prati di plastica dove raccoglierai fiori di tela e forse quando io morirò tu cercherai un modo per riaccendermi senza capire. Balla mia bimba meccanica, se esisterai. Forse posso risparmiartelo. Balla mia dolce metallica, che se non lo fai scorderai di essere umana. Balla mia bimba meccanica, se esisterai.
Grazie mille, buona serata. Grazie ancora agli Zagara, anche loro un grosso in bocca al lupo.